I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty. Salve, benvenuti al Liceo Ospedalieri di Catania. Andiamo ad esplorare tra qualche attimo i nuovi laboratori del liceo. Seguitemi. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking. Ed eccoci al nostro laboratorio, il primo laboratorio è il laboratorio di spedarte. Quello che state vedendo è un laboratorio che mixa i contenuti artistici di professori di arte con quelle che sono le abilità digitali delle nuove tecnologie. Riusciamo a utilizzare questo laboratorio per quello che sono le attività artistiche complessive della scuola. Quindi non è dedicato solamente a una classe, ma è dedicato a tutto l'istituto. Chiaramente il repertorio spedarte è quello più importante, è quello più interessato. Abbiamo delle tavolette grafiche a visione diretta con cui riusciamo a fare delle opere che serviranno poi nel futuro per eventuali concorsi o per aumentare le capacità e la disponibilità del nostro istituto nel campo dell'arte. Eccoci al nostro secondo laboratorio. Questo è un laboratorio multifunzionale, ha delle funzioni di aggregazione per quelle che sono le attività di debate e in più ha anche la funzione di essere utilizzato come spazio per la realtà virtuale. Grazie ai visori che sono stati acquistati quest'anno e ai corsi che abbiamo fatto con i nostri docenti, i ragazzi avranno la possibilità di esplorare questa nuova realtà e accostarla a quelle che sono le attività educative della scuola. Ed ecco l'ultimo laboratorio, il terzo è diciamo il più multifunzionale. È un laboratorio in cui noi riusciamo a fare le attività di Cambridge, le lezioni con i professori madrelingua inglese e dove riusciamo a fare anche le altre attività che possono essere di certamen, esami, concorsi o altro. Si compone di 30 postazioni con i relativi computer che sono tutti collegati tramite wireless. Questa stanza è multifunzionale perché c'è anche una possibilità di proiettare tramite il tele, tramite il proiettore laser, dei film o delle attività che possono essere ludico-ricreative. Questa è la nuova palestra riqualificata del liceo Nicola Spedalieri, donata ai ragazzi, in cui possono essere fatte tante attività. Finalmente abbiamo un campo da pallavolo che si può con la rete, è molto funzionale, si può fare i basket con l'utilizzo dei 2 canestri e abbiamo anche tappetoni, piccoli attrezzi per poter svolgere anche esercizi a corpo libero. E inoltre ragazzi, appunto, qui è un luogo in cui possono ritrovarsi, condividere esperienze di sport. Molti ragazzi fanno sport anche a livello agonistico e qui ovviamente possono trovare il loro ambiente per coltivare anche le loro passioni.